Continua a scendere il numero complessivo degli artigiani presenti in Veneto. Stiamo parlando di persone che in qualità di titolari, soci o collaboratori familiari svolgono un'attività lavorativa prevalentemente manuale e sono iscritti presso l'INPS nella gestione artigiani. Se nel 2012 erano quasi 196.000 unità, rispetto al 2023 la platea complessiva è crollata del 23,4%, meno 45.822 persone, attestandosi su una soglia che supera di poco i 150.000 lavoratori. L'SOS è lanciato dall'ufficio studi della CGA, che ha elaborato i dati dell'INPS. Ce ne accorgiamo subito quando si rompe la corda della tapparella, abbiamo una perdita di acqua in bagno o non riusciamo ad aprire la porta della nostra abitazione. Non sappiamo a chi rivolgerci. Figuriamoci fra qualche anno, quando il numero di falegnami, degli idraulici, dei fabbri è destinato a diminuire ulteriormente a causa della denatalità. La contrazione del numero degli artigiani si nota anche a occhio nudo, sia in città che in provincia sono in via di estinzione tantissime botteghe artigianali, il che cambia anche il paesaggio urbano. Molte attività storiche di famiglia che hanno contraddistinto quartieri, piazze e vie stanno scomparendo. L'invecchiamento della popolazione, l'insufficiente ricambio generazionale e la feroce concorrenza della grande distribuzione, oltre ai cambiamenti dei consumatori che preferiscono spesso l'usa e getta anziché il prodotto fatto a mano. Dobbiamo correre ai ripari investendo di più nella scuola e nella formazione professionale, ridando dignità a molti mestieri che negli ultimi decenni hanno subito una forte svalutazione culturale che ha provocato l'allontanamento dei giovani dal mondo dell'artigianato. Tra le province venete sono Rovigo, meno 31%, Verona, meno 27% e Padova, 24,7%, quelle ad aver subito le flessioni maggiori, mentre Vicenza, Venezia e Treviso, tutte attorno al 20%, hanno subito decurtazioni contenute.